Siamo con Riccardo Tessarolo del Seregno 2012 che si è imposto qui a Breganze per 6-5 al termine di questa seconda giornata del campionato di Serie A2. Ciao Ricky. Ciao. Vogliamo spiegare magari il perché ti sto intervistando. Tu sei di Bassano Sono di Bassano. e sei andato a fare una bella esperienza in quella di Seregno, Esatto. anche compatibile magari per poter continuare la tua passione per l'hockey, perché ricordiamo cosa stai facendo? Sto studiando al Politecnico di Milano e quindi sono trasferito in questa società per appunto poter continuare a giocare e non smettere. Come ti trovi a Seregno? Mi sto trovando bene, è veramente una bella società, un bel gruppo e soprattutto un bel gruppo che abbiamo trovato dove si può crescere, dove posso trovare spazio, infatti ringrazio per tutta la società, l'allenatore e per avermi accolto e comunque all'inizio non dovevo comunque essere in rosa, ma mi fa piacere comunque che mi vogliano insomma assieme a loro. Giochi anche in Serie B, no? Sì, gioco ancora in Serie B, sì. Sabato scorso un tuo personale derby perché Seregno ha impattato con Rolia Bassano, questa sera una importante affermazione in trasferta qui a Breganze. Sì, esatto, una trasferta importante perché intanto dobbiamo, come ci ha detto l'allenatore, noi dobbiamo fare punti, dobbiamo puntare alla salvezza innanzitutto perché il nostro obiettivo è quello, oggettivamente, prima di tutto. Poi quello che verrà, se si potrà puntare a di più, punteremo chiaramente di più. Beh, avete dato vita a un match sicuramente avvincente, vibrante, siete sempre stati in partita, siete stati anche sul doppio vantaggio per 2 volte. Breganze ha fatto il suo e alla fine avete comunque portato a casa questi 3 punti che sono un buon viatico per questa decisione. Grazie Ricky, complimenti a te, alla squadra Grazie. e buona prosecuzione di stagione. Grazie.